Credo che l'ITS sia veramente una grande opportunità per i nostri giovani, una grande opportunità intanto lavorativa perché acquisiscono un diploma diciamo dopo che hanno fatto la maturità e quindi dopo questo biennio di specializzazione nelle varie specialità che insomma interessano tutta l'economia del nostro Veneto, loro essendo diciamo la ratio dell'ITS quella di collaborare direttamente con gli operatori del settore, è chiaro che questi ragazzi escono avendo già acquisito delle conoscenze che poi possono spendere subito e questo si traduce in termini occupazionali come un grande risultato. Occupandomi io in modo prevalente di cultura, diciamo, ho voluto fare il focus sugli ITS proprio in questa parte che non era ancora stata toccata e quindi ovviamente quello che ho detto e che ribadisco, dobbiamo fare in modo che i nostri giovani conoscano la nostra cultura, i nostri beni culturali, perché solo con la conoscenza noi ci possiamo difendere nel momento attuale. E parlo proprio di difendere da quello che sta succedendo, ma se non riusciamo a far capire ai giovani l'importanza del credere in questi che sono i valori identitari, in quello che ci rappresentano, l'Italia la culla della cultura, la Regione Veneto, se dobbiamo parlare di ville, ha le ville assolutamente più belle, io direi che il nostro impegno, l'impegno istituzionale deve essere veramente in questo senso. Ci sono molteplici aspetti, noi siamo il paese del bello in Italia, abbiamo il paese che attrae, che ha il maggior numero di siti patrimonio UNESCO. La Regione Veneto è al secondo posto di questa classifica con 9 siti del patrimonio UNESCO, quindi grandi ricettori anche dal punto di vista culturale che credo che necessitano anche di un approccio un po' più sistematico, innovativo attraverso nuove tecnologie che coinvolga anche un patrimonio diciamo umano che è quello dei giovani, le nuove generazioni che imparino a conoscere meglio la propria storia, che sappiano valorizzarla attraverso l'impiego di queste tecnologie e attraverso delle competenze specifiche che gli ITS stanno in questo momento fornendo loro. Un percorso di master su 2 anni che inizia a ottobre, articolato in 4 mesi e mezzo d'aula più 2 mesi e mezzo in azienda in modalità stage, un'estate libera e poi l'articolazione successiva con la stessa cadenza, ottobre-marzo aula, marzo-maggio azienda e poi esame di Stato. Le prescrizioni sono aperte sul sito itsturismo.it, le selezioni si faranno la prossima settimana e anche in altre 2 giornate nel mese di luglio e ci si può ancora iscrivere e verranno fatte nel campus di Jesolo. Aperto a tutti coloro che hanno un diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualsiasi sia la provenienza, licei, tecnici, professionali e così via. Non necessariamente neodiplomati, ma anche persone che si vogliono qualificare o riqualificare. Le Ville Venete, che sono un istituto regionale pubblico, sono 3.800, delle quali 1.300 sono vincolate dal Ministero dei Beni Culturali. Quindi nulla come una valorizzazione delle ville e la creazione di persone che possono illustrare la qualità, la storia delle ville mi sembra una cosa fondante, importante. Quindi noi oggi salutiamo l'idea che ci possono essere persone che vengono formate perché a quelli che si avvicinano alle ville, richiamati dalla curiosità delle ville, la comunicazione delle ville spiega venite a trovarci, però al venite a trovarci la giornata odierna spiega che si possono creare persone che quando si arriva spiegheranno in una maniera non improvvisata quella che chi entra nella villa può trovare, quindi non solo la qualità architettonica ma i cicli di affreschi, anche le curiosità delle colture che si sviluppano nelle ville, che le ville accanto a loro stesse hanno introdotto delle colture nuove nel 1500 e quindi sono colture che vanno dal pomodoro alla patata e quindi non sono le ville dell'ozio della nobiltà ma sono le ville anche di imprenditori cinquecenteschi che vogliono una villa ma anche usare il territorio per produrre.